60° anniversario della tragedia della diga del Vajont. Le celebrazioni sono iniziate ieri mattina, domenica 8 ottobre, a Longarone, con l'alzabandiera. Presenti alla cerimonia molti tra coloro che sono accorsi per portare il loro aiuto, molti vigili del fuoco, oggi ottantenni, allora ventenni. Presenti le associazioni d'Arma e i corpi dello Stato. I vigili del fuoco sono stati rappresentati dal direttore interregionale del Veneto, Loris Munaro, dal direttore del Friuli Venezia Giulia, Agatino Carrolo, dal comandante di Belluno, Antonio Del Gallo. Presente anche personale dei Vigili del Fuoco ancora attivo e altro in pensione, provenienti da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Tra i vari interventi di commemorazione si è tenuta la cerimonia per la titolazione del viale Soccorritori del Vajont, un ringraziamento a tutti coloro che non si sono risparmiati per estrarre salme dal fango che ha ricoperto sotto un alto strato tutto il paese. Il disastro del Vajont, in cui sono morte 1917 persone, di cui 487 bambini, ha sconvolto il Veneto e tutta l'Italia, spazzando via con un'onda di fango Longarone, devastando l'intera comunità che si è asciugata le lacrime e ha ricostruito ciò che era stato portato via quella tragica notte. Come ha aggiunto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il 60° anniversario del Vajont è un monito affinché l'indispensabile sfruttamento della natura sia sempre equilibrato, sostenibile e nella sicurezza per il territorio e la comunità. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940.